Nel campionato di Serie D, 34esima giornata, 15esima di ritorno tra Sestri Levante e Castellanzese. Uno del pubblico sugli spalti, intanto c'è questo colpo di testa da parte di Marquez con parata. No, assist per Ciniccione, mette in mezzo il tocco di Marquez, Sestri Levante in vantaggio al 17esimo minuto di gioco, la rete del vantaggio è stata siglata da Marquez. Sbavatura di Talarico che involontariamente ha servito un avversario colpendo il pallone quando era di spalla. Adesso grande giocata questa del numero 10 Scarlino, che ha approfittato, ha dribblato e ha siglato un gol da Cineteca. Tutto questo quando siamo giunti al 38esimo minuto di gioco, al Sivori Sestri Levante 2, Castellanzese 0. Palla ora alla Castellanzese, l'uscita provvidenziale di Salvalaggio che vale quanto un gol. E viaggia pericolosamente per il Sestri Levante nell'area di rigore. Colombo, giocata di Colombo, Salvalaggio, ancora una volta Salvalaggio. Adesso rovesciata. Palla adesso Saccai che conclude la botta sicura, c'è la rete del Sestri, la rete di Marianelli, Cerincione parte, traversone di Cerincione, Marquez, c'è la rete del 4-0, finisce di fatto la partita con la doppietta di Marquez. 4-0, ripeto 4-0 tra Sestri Levante e Castellanzese. È arrivato il triplice fischio finale, il Sestri Levante sconfigge la Castellanzese 4-0.